Allora, ritorniamo qua, poi vediamo se sappiamo che ci sono delle telefonate, vediamo quando la regia ce le passa. Non solo quindi seguire, farsi consigliare, dicevamo anche prima fuori onda, che è importante, da chi ne sa qualche cosa in più, che ha fatto degli studi, diceva la direttrice, ci sono degli studi precisi per capire che cosa il territorio chiede, vuole, si aspetta, ma anche prepararsi, fare formazione, no? Sarebbe importante, per non sbattere la testa poi contro un muro. Lei prima faceva degli esempi eclatanti di chi invece, chi si è salvato, che ha ascoltato i consigli, chi invece ci ha sbattuto la testa. Certo. Sì, diciamo che oggi gestire un'attività non è più sufficiente essere, passatemi il termine, essere bravi, conoscere la professione. È una condizione sine qua non. Però oggi bisogna avere, come si vuol dire, quella è la grande elasticità, quella grande capacità di riposizionarsi sul mercato, parlo ovviamente non solo di alberghi ma in generale, e di capire come si vuol dire, emotivamente dove va diciamo, il proprio settore. E quindi noi proprio sull'onda di questo facciamo dei corsi di formazione continua. Noi sono ormai credo 12-13 anni che abbiamo iniziato con la formazione, cioè capire che oggi un imprenditore, un piccolo imprenditore che non può avere una struttura come una grande azienda, quindi con tutti gli esperti alle spalle, deve affidarsi, in questo caso alla Confcommercio o altre associazioni, ma ecco, che lo seguono in un percorso formativo, professionale e soprattutto di capire che c'è gente nel marketing, nel usare i cosiddetti i sistemi oggi che ne sa qualche cosa in più, assolutamente. Di più, le do di nuovo la parola, guardi, non voglio portarli via un attimo, solo abbiamo una telefonata in attesa. Pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno, da dove chiama? Da Mirano, in provincia di Venezia. Sì, dica tutto. Niente, volevo soltanto dare un avviso ai suoi ospiti, niente di più. Sì. Se avete seguito bene l'andamento dei nostri cari politicanti, forse vi sarete accorti che quest'anno, come io già avevo previsto 3-4 anni fa, è l'anno della calma, la calma prima della tempesta. L'anno prossimo vedrete cosa succederà. Intanto quest'anno avremo un ricarico di tasse di almeno 35 miliardi. L'anno prossimo saranno altri 40, dai 40 ai 50, e nel 2018 avremo il resto, per arrivare a un aumento complessivo di 170 miliardi entro il 2018. Siamo in grado di sostenere un aumento di tassazione in questi ultimi 3 anni di questo livello? No. L'Italia nel 2018, vi dico quando, aprile 2018, sarà dichiarata fallita. Vedi Grecia. Buongiorno signori. Grazie, arrivederci, buongiorno. Un suo concittadino a questo punto, Mirano, ti vuole rispondere un po'? Visto che lei è esponente di fisco, a lei la patata bollente con il concittadino. Beh, è una patata bollente veramente, anche perché è impossibile rispondere ad una domanda di questo tipo. Chiaro che ci rendiamo conto di quanto grave la situazione e cerchiamo di fare tutto quello che possiamo per far capire all'amministrazione, ai vari ambiti dell'amministrazione, che devono assolutamente diminuire le imposte. Abbiamo insistito molto, ad esempio, sull'ultimo aumento dell'aliquota IVA che doveva esserci e che fortunatamente ancora non è avvenuto. Confcommercio nazionale. Esatto, quindi l'importanza qua dell'associazione di categoria è forte, perché Confcommercio si è battuta strenuamente, se no era una mazzata, certo, definitiva. Infatti. Ecco, fin quando si resiste? Perché 2017 no, dovrebbe esserci un ulteriore rincaro, perché se abbiamo... Quindi... Ma allora, non posso che dare ragione a quanto ha detto il signore che ha telefonato. Noi vediamo che purtroppo, nonostante una pressione fiscale in aumento, soprattutto, come diceva il direttore, nella tassazione locale, ho visto ma non so se ricordo bene, che negli ultimi 8-10 anni la pressione fiscale diciamo così, nei comuni, nelle regioni, nelle province è aumentata del 248%, contro una pressione del 60%, cioè ovviamente certo, si aumenta, e un 60% quella statale. Lei capisce che
con questi numeri non si va da nessuna parte. Abbiamo avuto gli esperti che hanno fatto la spending review, tre esperti, tutti hanno dato delle indicazioni, ma questa spending review non viene mai praticata. Noi, cito il mio settore, che ha visto una forte compressione dei ricavi, un aumento consistente, pensiamo solo che Monti ha aumentato del 100% l'IMU praticamente, va bene? Ha mantenuto, diciamo così, le proprie attività riducendo il proprio margine, come dicevo all'inizio. Un aumento di pressione fiscale, e quanto possiamo reggere? È giusta la domanda che ha fatto il telespettatore. Quanto possiamo reggere? Molte aziende hanno chiuse, abbiamo un trend di chiusure perché notevoli. Continua il trend di chiusure, che non è che sta si è interrotto, fermando, assolutamente. Si dice c'è un segno positivo, il segno positivo è dato soprattutto dalle aziende che esportano. Abbiamo avuto un incremento delle aziende che esportano e sono le uniche che hanno, teniamo presente che noi in 8 anni abbiamo perso il 25% del PIL. Certo. Capiamoci cosa vuol dire, della produzione industriale, scusi. Ecco, 25% della produzione industriale significa che ci sarà un momento in cui è incomprimibile, perché abbiamo comunque dei consumi interni, e dire abbiamo un 0 qualcosa in più, insomma, 0,6 invece che 0,8. Insomma, dai, ecco, quando vediamo una Spagna che cresce a 3,5%, sì, era messa peggio di noi. Che era messo peggio di noi, quindi vuol dire che lì le scelte sono state fatte. Ecco, bravissimo, lei ha preso la Spagna. Allora prendiamo ad esempio la Spagna, siamo in Europa, un paese vicino, comunque mediterraneo, comunque come spirito molto simile all'Italia. Non possiamo metterci paragone né con la Francia, che ci ride in faccia perché i risultati del turismo sono spaventosi, ma dobbiamo adesso veramente guardare anzi alla Spagna. Perché la Spagna sì e l'Italia no a questo punto? Cioè, è possibile che c'è un paese che avrà adottato delle politiche, quello che si chiedono i cittadini, certo, che hanno favorito una crescita che l'Italia non sta facendo, quindi al di là delle parole, tante belle parole, però di fatto voi non lo vedete, no? Guardi, io ero in un albergo. Io sono di Noale, Noale c'è l'Aprilia e c'era un manager della Derby spagnola, che è una consociata dell'Aprilia. Quindi un'azienda spagnola. Un'azienda spagnola, bene. Voleva farlo, dicevo, ma noi sai, tanto Spagna e Italia, siamo messi tutti male. E questo qui mi ha stoppato, mi ha detto no, non è vero che siamo messi male, voi siete messi male, perché noi abbiamo l'alta velocità, abbiamo infrastrutture già esistenti, abbiamo le grandi dorsali di internet. Nel momento in cui noi usciamo dalla recessione, noi abbiamo tutti i numeri a posto per poter partire. Noi siamo ancora all'anno zero, siamo ancora alla famosa Catanzaro Reggio Calabria da 50 anni a questa parte. Ecco, questo è. Ecco, ho visto una relazione presentata da Moretti del 2007 al Senato della Repubblica, che dava i costi dell'alta velocità, paragonando Spagna, Francia e Giappone. Si andava dai 9 milioni ai 10 milioni e mezzo a chilometro, contro i 60 milioni a chilometro dell'Italia, dai 60 ai 90 milioni dell'Italia, cioè da 6 volte a 10 volte quello che costava in Italia. Siamo sicuri che il problema sia solo la pressione fiscale o è qualcos'altro? Cosa potrebbe essere? Tutto quello che è stato appena elencato, su cui oggi non si prendono decisioni, e quindi è chiaro che dobbiamo... Quindi un immobilismo di fatto, sì, dai. Cioè, di fatto c'è un immobilismo, o comunque c'è un tempo per decidere troppo elevato rispetto a quello che esige oggi il mercato, perché penso che tutti abbiamo visto, no, con l'evoluzione di internet e di tutto quello che questo comporta, quanto velocemente il mercato cambia e quanto velocemente le persone decidono di fare o non fare una cosa. Cioè noi chiediamo assolutamente una maggiore velocità nelle decisioni da parte dell'amministrazione, e questo soprattutto, ma in ogni ambito, ma in particolare è chiaro a livello nazionale, dove le decisioni sono sempre più importanti. Ecco, ma è soltanto un problema dello Stato centrale, di questo apparato burocratico terrificante, vabbè, o c'è anche un mea culpa che gli operatori del settore, o un'autoanalisi, un'autovalutazione che devono fare, secondo lei sì o no? Guardi, allora, per essere competitivi, per questo punto si tratta veramente di essere, se lei dice abbiamo perso questa fetta del mercato che è andata Spagna, Grecia, anche Croazia da altre parti, certo, bisogna fare una valutazione anche su se stessi forse, no?
o fare delle ricerche, delle indagini, dei questionari, non lo so adesso come si possa indagare. Allora, abbiamo questa discrasia. Credo che noi tutti conosciamo amministratori locali, quindi consiglieri, assessori regionali e deputati. Quando ci troviamo a parlare delle cose concrete, tutti ci danno ragione. Tutti ci dicono sì, bisogna fare queste cose, è importante fare queste cose. Poi quando arrivano, mi passi il termine, nel posto di potere, non succede più nulla. Ma questo non è da 1 anno, 2 anni, 3 anni, sono da 25 anni, 30 anni che siamo in questa situazione. Si sanno quali sono i rimedi da prendere. Citava Bortolussi, il compianto Bortolussi, che il gettito pro capite tra Germania e Italia è sostanzialmente uguale. Quindi non è neanche un'evasione, neanche un problema di evasione fiscale, perché se il gettito in Germania pro capite è uguale a quello d'Italia, perché la Germania funziona e l'Italia non funziona? Perché la Germania, che 20 anni fa era presa peggio dell'Italia, oggi detta le leggi in Europa e noi siamo ormai fanalino di coda? Quindi queste riflessioni che si fanno e si fanno da anni, certo. Ecco, è questa discrasia tra ciò che si dice e ciò che non si fa o non si vuole fare. Abbiamo delle stratificazioni di potere, delle stratificazioni di nicchie, diciamo, di privilegi, no? Ecco, nel momento in cui noi andiamo a toccare le pensioni e diciamo che tutti devono concorrere, perché non si comincia a dire togliamo tutti quelli che hanno i contributi figurativi? Salvaguardiamo. Ecco, perché quando si tocca una singola categoria tutti quanti alzano le mani. Ecco che il paese si ingessa, nessuno ha la capacità di mettere le mani in profondità, si preferisce scivolare fuori, si va ai talk show, si parla, si grida, si urla e poi non succede niente. Ecco, questo cosa si deve fare? C'è stato il fenomeno Lega, c'è stato il fenomeno di Forconi, c'è stato... Eppure questo moloch, questo enorme, diciamo, elefante che è lo Stato italiano non si riesce a sbloccare. Quanto possiamo reggere? Giustamente diceva il telespettatore, lui ha dato le date, aprile 2018, non so, io non sono un veggente, non lo so se sarà quella data. Certo che ci stiamo impoverendo sempre di più, certo che i nostri figli hanno difficoltà a volte a prendere in mano le nostre situazioni. Dico, perché devo complicarmi la vita? Infatti, no, di questo è molto importante, vorrei anche fare un approfondimento, però prima di passarci voglio ancora chiedere a lei, a questo punto, per chi lavora nel settore, chi ci sta seguendo un po' dal territorio, Milano, provincia di Venezia, eccetera, che cosa consigliate di fare? Se c'è un consiglio che può essere dato per sopravvivere, proprio per non finire in situazioni estreme, ci sono delle strategie, c'è qualcosa? Ma dal mio punto di vista è importantissimo che l'imprenditore cerchi di colmare tutti quegli aspetti della sua attività che magari non sembrano così importanti ma che oggi sono diventati essenziali. Quindi far formazione, e quindi sicuramente oggi la formazione è importante, ma per tutti, non soltanto per l'imprenditore. Noi facciamo formazione continua, la consigliamo ai imprenditori perché pensiamo e crediamo che sia importante capire i vari aspetti. Ma la fanno, la seguono? Non so, ma noi abbiamo tanti imprenditori che la seguono e che capiscono che, anzi, secondo me, una volta che cominciano a fare formazione, poi capiscono l'importanza che ha il colmare i propri dubbi o le proprie lacune. L'importante è fare il passetto. E quindi l'importante è cominciare. Sono sempre in una minoranza comunque, perché io capisco il tempo dedicato all'attività è tantissimo, però riuscire a dedicarsi qualche ora a settimana a partecipare a dei percorsi formativi ovviamente specializzati sull'attività commerciale ritengo sia fondamentale oggi per consentire all'imprenditore appunto di crescere e di mantenersi sul mercato. Che è la cosa fondamentale. Allora, parliamo anche del passaggio, il famoso passaggio generazionale, comunque che soprattutto in certi settori non è più così scontato, e anche del problema dei centri storici, anche più piccoli, che continuano a desertificarsi sempre più e quindi chiudono sempre di più attività commerciali, anche se nuove cercano di aprire, però con grandi difficoltà di permanenza. Vediamo dopo la pubblicità.